Venezia, la cura artigiana della città, è il titolo del progetto promosso da Confartigianato Venezia con il contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. Un progetto molto articolato in tutta una serie di iniziative, il cui fine ultimo è tutelare l'imprenditoria locale e la comunità del territorio appunto veneziano. Una serie di iniziative che si sono sviluppate nel periodo novembre-febbraio 2025. Abbiamo organizzato una mostra all'interno dello spazio grande di San Teodoro, Artigitale, dove la tradizione si incontra con l'innovazione, dal 6 al 9 di febbraio di quest'anno. Abbiamo organizzato un evento Rete Casa Venezia, dove abbiamo riunito imprenditori, professionisti e studenti operanti nell'ambito delle manutenzioni del sistema abitativo veneziano. Abbiamo organizzato un percorso sul passaggio generazionale, ancora artigiani, dove abbiamo chiamato a raccolta 8 imprese veneziane a matrice familiare che avevano appunto questo problema di gestire le relazioni familiari all'interno delle proprie aziende. E da novembre del 2024 fino a febbraio 2025 abbiamo organizzato presso l'Ateneo Veneto in campo San Fantino a Venezia un ciclo di 12 conferenze sull'edilizia storica, e anche qui abbiamo riunito gli imprenditori, i professionisti, gli organi, i funzionari preposti ai controlli e gli studenti di architettura, con l'obiettivo di fare il punto della situazione su quello che è lo stato dell'arte per quanto riguarda le manutenzioni del patrimonio abitativo del centro storico lagunare, e valutare anche quali sono le migliori prassi per tramandare le competenze tecniche per la cura della città. Infine abbiamo organizzato anche un percorso consulenziale sul marchio IG, dove IG sta per identificazione geografica protetta. Abbiamo individuato 5 settori caratterizzanti il nostro artigianato, e abbiamo riunito le imprese e abbiamo spiegato loro di questa grande novità che è appunto costituita dal marchio di identificazione geografica non alimentare. Ora questa iniziativa probabilmente confluirà nella predisposizione delle domande per la presentazione dei disciplinari per l'ottenimento appunto di questo marchio comunitario. Un progetto quindi decisamente intenso, che ha dato anche grandi soddisfazioni e che ha visto anche la partecipazione di tante imprese artigiane del nostro territorio veneziano. Ho partecipato a questi incontri organizzati da Confartigianato con le aziende della Laguna di Venezia, del centro storico delle isole, volte ad un'attività di sensibilizzazione e di informazione sulle novità introdotte dal regolamento in materia di indicazioni geografiche protette. Si tratta di un'importante novità. Noi abbiamo individuato 5 categorie produttive che possono essere particolarmente interessate a questa novità, in particolare le vetrerie, la produzione del merletto, della nautica, la produzione di perle e di maschere veneziane e di accessori. Abbiamo organizzato una serie di incontri sia in sede da Confartigianato sia presso le realtà più direttamente interessate a Murano o Burano. Abbiamo visto la partecipazione di moltissime persone, moltissimi artigiani, moltissimi produttori interessati alla tutela dei propri prodotti, e abbiamo cercato di spiegare, di informare il più possibile questi soggetti sulle novità introdotte dalla normativa. Abbiamo riscontrato un notevole interesse e con alcune di queste categorie abbiamo già iniziato un'attività di riordino della documentazione e di predisposizione di quelle che potranno essere i documenti e le attività da rendere al Ministero nel momento in cui la normativa nazionale sarà chiara e ci avrà in qualche modo dettagliato quali sono queste attività.
Con grande interesse noi abbiamo accolto il desiderio del Confartigianato di formare i nostri giovani all'interno della nostra azienda, perché per noi comunque formare una nuova generazione è una cosa comunque che fa parte della missione aziendale. E poi oltretutto, parlando dei nostri figli, riteniamo che comunque questo sia un valore aggiunto che può avere un'azienda, perché comunque al di là del passaggio generazionale stiamo facendo sì che anche quello che è l'ambito familiare e quello che è la trasmissione di passione e di valori, perché non si parla solo di trasmettere un mestiere, ma parliamo anche di trasmettere valori e passione, e quindi un educare a quello che è in un certo senso il cantiere. Perché il cantiere è molto diverso da quello che è la vita quotidiana che i ragazzi vivono, e questa educazione abbiamo voluto comunque portarla anche in un passo ancora più importante. Quindi grazie al Confartigianato che ci ha aiutato in questo, perché comunque ci ha dato quello che erano le carte per poter far sì che loro avessero anche un di più. Il di più qual è? È praticamente parlare non solo della parte operativa, ma anche di quello che è la parte amministrativa di un'azienda. Quindi l'azienda che un ragazzo vede non è solo il saper fare, ma è anche il saper rapportarsi con quello che è le amministrazioni, con quello che è una contabilità, con quello che è un architetto o un cliente. E questo è parte importante, comunque forse anche più importante di quello che è l'essere operativo. Noi abbiamo visto nel tempo, nella nostra esperienza, che non è sufficiente che uno sappia fare. Il saper fare è una parte di quello che può essere l'artigiano. L'artigiano la performance la dà quando è in grado anche di gestire quello che è il rapporto con il cliente, gestire quello che è il rapporto con l'amministrazione, e quindi sapere praticamente portare in tutti i campi questa cosa. Questi incontri sono stati per me molto utili perché mi hanno permesso di respirare, oltre in concomitanza al lavoro in cantiere, anche l'aspetto gestionale amministrativo dell'azienda. Questo è molto importante perché mi sento, insieme a mio fratello Francesco e mio cugino Filippo, il futuro che potrebbe rappresentare anche il terrazzo alla veneziana per quanto riguarda le generazioni future. Quindi continuare questo scambio generazionale che permea insomma l'ambiente di Venezia già dall'antichità. Il ciclo di 12 conferenze Edilizia Storica a Venezia, che si è occupato della conoscenza e degli interventi sul patrimonio architettonico della nostra città lagunare, città fragile per eccellenza, è stato promosso da Confartigianato Venezia con il contributo della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e della Cassa Edile. Abbiamo avuto anche dei sostegni importanti da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Venezia e anche dell'Ateneo Veneto, che ci ha ospitato in tutte le 12 date. Ci è stato poi dato il patrocinio dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia e dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti, sempre di Venezia, ma anche dallo IUAV. Ho ottenuto, ultimo ma non meno importante, lo IUAV nel suo patrocinio, perché questo incontro con lo IUAV ha permesso a una parte di studenti interessati di partecipare a questa iniziativa che li ha portati a confrontarsi con il mondo del fare, quindi con il mondo dei professionisti e con il mondo degli artigiani. Importante è la trasmissione che noi dobbiamo fare del sapere artigiano, un sapere artigiano che sta andando a scomparire e che deve essere invece assolutamente, è una nostra responsabilità culturale, trasmesso ai giovani, perché per lavorare in una città fragile come Venezia ci vogliono delle cure, delle attenzioni particolari e delle metodologie particolari che non possono essere assolutamente omologate alle altre città, agli altri interventi che noi definiamo di manutenzione, cura o conservazione. Quindi penso che questo ciclo di seminari aperti anche alla cittadinanza
sia stato un volano molto interessante e abbia, secondo me, anche sollecitato ed interessato le nuove generazioni a delle attività, a dei mestieri, a delle pratiche che non devono scomparire e che loro potrebbero in qualche maniera ereditare, addirittura migliorare e continuare, perché la città, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, Venezia deve essere costantemente manutenuta. Artigitale è alla sua quarta edizione. Nel 2025, ancora una volta, l'artigianato tradizionale guarda all'innovazione con questa esposizione che dal 6 febbraio al 9 di febbraio ha visto 1500 visitatori presso la Scuola Grande di San Teodoro. Grande novità per quest'anno sono stati i laboratori dedicati ai ragazzi e alle ragazze di tutte le età, dove questi bambini e bambine si sono confrontati con l'artigianato tradizionale che guarda però all'innovazione. Pensiamo quindi che Artigitale sia una mostra che pone l'accento sulla validità ancora della tradizione artigiana, però che deve guardare all'innovazione e che quindi possa essere per il futuro uno stimolo culturale e professionale per tutte le nuove generazioni che si approcciano all'artigianato tradizionale. Rete Casa Venezia è il titolo dell'iniziativa andata in scena lo scorso 19 marzo, un evento al quale hanno partecipato imprenditori del comparto casa, quindi edili, impiantisti, fabbri, falegnami, tappezzieri, liberi professionisti e anche studenti dell'OIUA, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Un evento dove ci si è potuti confrontare tramite una serie di appuntamenti one to one, dove sono state costruite delle relazioni, creati dei contatti per sinergie future. Un'iniziativa giunta alla sua seconda edizione che si è giovata quest'anno di un focus molto interessante su uno strumento sulla quale Confartigianato Venezia ha deciso di puntare: l'apprendistato duale. L'apprendistato duale è un'opportunità resa disponibile dalla normativa contrattuale che prevede l'alternanza scuola-lavoro. Sono dei veri e propri contratti di lavoro che vengono stipulati tra imprenditore e singolo studente, al termine del quale le ore realizzate all'interno dell'impresa vengono, tra virgolette, scontate nelle ore, diciamo, scolastiche. Quindi un'opportunità molto interessante che va nella direzione di superare il blocco generazionale assolutamente presente all'interno delle imprese artigiane e di pensare a nuove vocazioni, a nuovi profili da inserire nell'ambito del sistema produttivo artigiano veneziano.